È il processo per quella che molti hanno battezzato come la madre degli scandali edilizi ad Agrigento e l'inchiesta relativa a presunte irregolarità nella costruzione del nuovo ospedale San Giovanni di Dio in contrada Consolida, un'opera realizzata secondo l'accusa con cemento depotenziato, 20 anni di lavori scanditi da ritardi, negligenze, intoppi e culminati nel luglio 2009 nell'ordine di sequestro e di sgombero della struttura disposto dal procuratore capo Renato Di Natali, dalla giunta Ignazio Fonso e dal PM Antonella Pandolfi. Furono giorni caldi con la calata ad Agrigento di ministri e di tecnici della protezione civile che riuscirono a mettere in sicurezza l'ospedale. Solo un anno dopo i due provvedimenti della magistratura vennero revocati. Nel frattempo l'inchiesta è andata avanti con il rinvio a giudizio di tecnici e costruttori. Adesso l'avvio del processo dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Chiara Minerva nei confronti di 8 imputati: Antonio Raia, Girolamo Traina, Gerlando Spallitta, Salvatore Brucoleri, Francesco Paolo Scaglione, Francesco Lusco, Marco Campione, Angelo Alletto. I reati contestati sono di falso e truffa. Al processo ha deciso di costituirsi parte civile Lega Ambiente rappresentata dall'avvocato Daniela Ciancimino, richiesta alla quale si sono opposti i difensori degli imputati. Il giudice farà conoscere la sua decisione nell'udienza del 28 maggio, mentre il dibattimento entrerà nel vivo con l'escussione dei primi testi con l'udienza dell'11 giugno. E c'è un'altra opera pubblica nel centro del mirino della magistratura, è il parcheggio blu ripiano di Piazzale Rosselli, il cui cantiere è stato bloccato a seguito di una informativa antimafia della prefettura di Agrigento che intende vederci chiaro sull'appalto comunale con il sistema del project financing. Sulla vicenda interviene il portavoce di SEL, Lillo Micichè, il quale, al di là della vicenda giudiziaria, sottolinea come la procedura amministrativa condotta dal Comune di Agrigento dal 2005 al 2012 vi siano gravi anomalie e critica l'atteggiamento di sostanziale silenzio del Comune sulla vicenda.